Il Comelico, nuovamente nel verde Comelico, lungo la Val di Gon per risalire ai piedi del Quaterna e giungere così in Forcella Silvella e iniziare un tratto della traversata carnica. Linea di confine tra l'Italia e l'Austria per poi scendere verso il rifugio Filmup che si trova all'interno del territorio austriaco. E scendere così nuovamente lungo la Val di Gon e in Malga Silvella, che è il punto di partenza di questo anello. Passo Silvella, 2329 metri, bellissima panoramica che guarda verso la Val di Gon, quindi le Dolomiti del Comelico, e la Val di Sesto, quindi le Dolomiti di Sesto, Alto Adige. Lasciato così il passo Silvella, inizia la salita in direzione della Sella del Frugnoni, dove ci agganceremo al primo tratto della traversata carnica. Forcella dei Frugnoni, 2539 metri, è l'ex caserma dei finanzieri, abbandonata ormai da moltissimi anni. Ed ora la lunga cresta che in orizzontale attraversa il Frugnoni. La quota rimane sui 2560-2570 metri. Parte del sentiero che sconfina in diversi punti tra l'Austria e l'Italia. Il lago è rifugio Abstanzer verso il versante austriaco. Si lascia quindi il Frugnoni per dare inizio alla salita verso il Vanscuro. La Grande Guerra, le trincee austro-ungariche. Si lascia quindi la croce di vetta del Vanscuro a 2493 metri per iniziare quindi questa spettacolare cresta che fa parte del percorso della traversata carnica in direzione del Monte Cavallino. Da questa postazione l'esercito austro-ungarico controllava la difensiva italiana. Dopo aver lasciato la croce di vetta del Vanscuro, il sentiero il 403 inizia a inerpicarsi attraverso una spettacolare roccia per poi spuntare a ridosso della vetta del Cavallino e della sua forcella omonima, prossimo punto di arrivo.
Si lascia così il rifugio Fillmore, si ritorna in Forcella del Cavallino per seguire il sentiero 146 e scendere nuovamente in Comelico. E ritornano così protagonisti i verdi pascoli del Comelico, i verdi pascoli della Val di Gonna. Escursione straordinaria che io nomino come Anello del Cavallino, un itinerario che unisce a sé non solamente due regioni italiane ma bensì due stati. Dopo aver lasciato Casera Silvella a 1833 metri, si sale ai 2329 metri del Passo Silvella, ai piedi del Quaterna. Da qui sul sentiero 160 si sale verso la Sella del Frugnoni, che si trova all'incirca 2539 metri, linea di confine tra l'Italia e l'Austria. Da qui, seguendo una doppia numerazione di sentiero, il 160 e il 463, si cammina lungo la cresta del Frugnoni, quindi si entra definitivamente all'interno della traversata carnica, un sentiero che prosegue verso il Monte Cavallino con una media di quota sui 2500 metri, per raggiungere così Forcella Cavallino a 2453 metri e in circa 20 minuti scendere così al rifugio Fillmore a 2350 metri. 8 ore complessive di sentiero, considerando anche le piccole pause e quella mezz'oretta di pranzo al Fillmore.